In lingua napoletana dammi un vaso non vuol dire mica dammi un vaso di terracotta, ma vuol dire dammi un bacio. Sì, perché il vaso di terracotta in lingua napoletana è detta a testa, ma attenzione, ecco, una testa è gerania. Attenzione però che a testa, intesa invece come cranio, in napoletano è detta a capo. Però guardate che a capo è pure un singolo ortaggio, dammi una caparaglia, una capiscipolla. Insomma, signori miei, è una cosa veramente complicata. Oggi parliamo di capa in lingua napoletana, perché a Napoli ogni capa è un tribunale. Se uno per esempio si occupa solo di cose futili, è una capa fresca, ma invece al contrario, se ha troppi pensieri della testa, è una capa calvolla. Oppure per esempio se uno è stupido, è uno sciocco, è una capa sciacqua. Oppure è una capa solo per spartere le orecchie, e qui ovviamente non c'è bisogno di commento. Oppure è una capa vuota a perdere. Vi ricordate quando le bottiglie di latte si rendevano, no? Quindi avevano un minimo valore? No, la tua capa non vale manco quello, è a vuota a perdere, cioè si deve solamente buttare. Oppure te ne pappe c'è in capo, c'ha solamente queste farfalline che gli volano all'interno del cranio, insomma. Oppure chi le tiene pigne in capo. La persona distratta te ne una capa in merda. La persona che ha un grave disagio psichico chi le hanno spustato i capo, magari. Una persona che è poco affidabile te ne una capa avviente, insomma cape dappertutto. Una persona che non è particolarmente arguto te ne una capa propria. Oppure uno che piglia tutto a scherzo te ne sembra capa a pazzia. E poi ci sono i testardi, vabbè, in quel caso la capa c'entra naturalmente. Chi le ha una capa tosta e una capa chiuva, oppure ancora peggio, è una capa ciuccia, cioè è conciuto come un ciuccio. A proposito di capa di ciuccio, ricordate che alla lavare capo ciuccio ci perde l'acqua e lo sapona. E poi ci sono le persone invece intelligenti, come tutti i miei ascoltatori ovviamente, persone geniali, illustri, quelli hanno una capa gloriosa, tene una capa quadrata, tene una capa tanta, tene una capa bomba se è molto intelligente. E poi ci sono i capipezze, che sono le suore, a capelignam, che è il prestanome spesso della camorra, a capimort, che invece è il teschio. Se uno fa una stupidaggine, chi non sta buona ca capa. Se uno non ti dà ascolto, chi non so fa passa manco pa capa. Però poi a un certo punto uno può diventare un bravo ragazzo, ecco, se cambia atteggiamento. E allora in napoletano chi le si è messo che la capa fa bene. E quando si concentra molto per raggiungere gli scopi prefissi, si è messo che la capa e col pensiero, cioè ci ha messo tutte le sue risorse, il contenitore e pure il contenuto, la capa e il pensiero.